Prosegue in questi giorni anche l'attività di sanificazione, quindi pulizia strade, pulizia dei centri abitati, che è stata consentita grazie a un accordo che la Regione ha fatto ancora qualche settimana fa con le associazioni di categoria, tutto il mondo agricolo, che ringraziamo per aver messo a disposizione i loro mezzi, il loro tempo, i loro uomini. È stato un percorso complicato, a volte non si sa cosa ci sta dietro, perché procedere con un processo di sanificazione come questo comportava prima definire delle linee guida, come farlo, in modo da rispettare anche problemi di carattere ambientale, inquinamento o cose simili, e poi naturalmente era necessario che ci fosse la conferma del fatto che questo provvedimento fosse utile, e quindi ho dovuto mettere insieme ARPAV, ho dovuto mettere insieme ISPRA, l'istituto che si occupa di protezione ambientale a livello nazionale, l'Istituto Superiore della Sanità, la Sanità del Veneto, insomma varie riunioni per definire queste linee guida, e poi grazie appunto all'accordo con il mondo agricolo è stato possibile mettere in campo anche questo tipo di ulteriore attività che dovrebbe garantire un ulteriore elemento per combattere questo virus.